tutti e benvenuti in questo nuovo video Svuota la spesa Aldi. Questo è un video in cui ha fatto la spesa il mio compagno, quindi troverete tante di quelle porcelloserie che ovviamente non ho preso io, le prendo anch'io quando è, però diciamo, vabbè dai, nel complesso penso che è stato bravo. Allora iniziamo dalle uova. Con questa confezione di uova controlliamo se sono integre. Sì, sono integre. Poi ha preso dei tramezzini, questi qui con il salame Milano, si chiamano Snack Time, salame Milano e crema di olive verdi. Poi ha preso anche crema al tonno e cetriolini e tacchino arrosto, sempre della stessa marca. Poi due di pancetta, una tutte e due affumicate, questa qui. Poi ha preso un pezzo di grana da 14 mesi, il tris di formaggi a fette e la scamorza affumicata. Passiamo a questa borsa e ha preso due confezioni di pane a fette, pan baulette integrale. Ne ha presi due, sempre comodi da tenere in casa. Questi croissant con crema crema pasticcera, dentro ce n'è 10. Poi ha preso un po' di affettati, ovvero due di salame Milano. Poi ha preso speck dell'Alto Adige, questa confezione doppia di prosciutto cotto, e di questi ne ha presi due. Poi ha preso questi qui che le ho detto io di prendere perché erano 99 centesimi e sono i granelli allo zucchero. Poi due di pasta sfoglia, altra scamorza sempre affumicata, 3 pacchi, e la panna da cucina. Passiamo a quest'altra borsa dove troviamo due pacchetti di pancetta dolce, il panzerotto pugliese. Questi qui sono buoni, sono simili a quelli nostri pugliesi e sono dei panzerotti della marca Regione Che Vai, 2 per 250 grammi. Poi due pacchetti di olive, queste qui da fare fritte alla scolana, altri due pacchetti di panna da cucina, altri due pacchi di questi biscotti simili alle gocciole, però sono da 1 chilo, formato extra. Eccoli qui. La torta per domani, che è il mio compleanno, non so questo video quando uscirà, però domani è oggi è 18, domani è 19 dicembre, ed è questa qui, torta, è una torta gelato che era in offerta. Un altro pezzo di grana, queste palline con nocciole e cereali, cioccolatini, le mozzarelline da fare fritte e questi Kinder Maxi, ne ho presi 4.
Passiamo all'ultima borsa, la più pesante, e dentro troviamo pangoccioli, un altro di pangoccioli, un pacchettino di insalata mista, un altro di speck dell'Alto Adige, un altro di tramezzino tacchino e cetrioli e crema al tonno, e un altro di tris di formaggi, poi un altro di insalata mista, le palline latte e cereali, cioccolatini, la ciabatta con le olive nere. Già dal profumo sento che, mamma mia, e la focaccia alle cipolle, queste qui 2 per 1,90 euro. Poi il pesto alla genovese, ne ha presi 2. Poi ha preso la birra Paulaner, questa qui tedesca, e ne ha presi 2. Detta anche Weitzer. E poi infine un altro pacchettino di pane alla cucina e 4 pacchi di farina 00 che può essere sempre utile. E niente, questo era tutta la spesa che ha fatto lui. Giudicate voi come volete, passate sul suo canale Daniele DS3. E se vi è piaciuto questo video supportatemi come sempre, a me e a lui, supportateci con un pollice in su, iscrivetevi e vi invito anche a visitare il suo canale. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!